Fondata nel 1396 da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, quale sede di un monastero di Certosini, luogo di devozione ma anche magnifico tempio destinato a celebrare la potenza dei Visconti e ad accoglierne i monumenti funebri, all'estremità nord dello splendido parco del Castello di Pavia, in località Torre del Mangano, tra i campi, i filari di Pioppi, i fossi della pianura padana, la Certosa di Pavia fu per più di 2 secoli, con il Duomo di Milano, il più grandioso cantiere artistico di Lombardia. Schiere operose di maestri costruttori, scalpellini, scultori in pietra e in legno, pittori, intarsiatori e orafi vi diedero vita a molti fra i documenti più alti dell'arte in terra lombarda. Oltrepassato il vestibolo, sulla facciata, nello sgualcio del portale, le pietre scolpite narrano al visitatore gli eventi memorabili della storia del monastero, dalla posa della prima pietra alla consacrazione nel 1497. I marmi pregiati e le pietre che le grandi barche trasportavano sul Naviglio dalle cave del Lago Maggiore o sul Ticino e sul Po della più lontana Carrara, lavorati dallo scalpello dei maestri più celebrati, i Mantegazza, l'Amadeo, il Briosco, Giacomo della Porta, Cristoforo Solari nel 400, nel 500 Angelo Marini e nel secolo successivo l'Orsolino, il Simonetta, il Rosnati, si trasformarono in rilievi preziosi. Nello zoccolo i medaglioni gareggiano per finezza con le monete antiche, le medaglie e i cammei che ne furono il modello. Nella fascia superiore del basamento sono collocate sensibili figure di apostoli e profeti, storie evangeliche nelle quali il dramma sacro è reso in figure di studiata eleganza, composte entro architetture degne di Bramante. E via via verso l'alto, bifore ornatissime, candelabri, busti di santi, targhe, intarsi policromi, lesene ornate di motivi affascinanti e misteriosi, desunti da un'archeologia fra mito e sogno. E ancora statue che ritmano su sui contrafforti, in una sapiente orchestrazione di forme, di significati, di materie su cui la luce variamente trascolora. La sapienza tecnica accumulata nei cantieri architettonici lombardi di età romanica e gotica si esprime al più alto livello nella struttura tardogotica del corpo della chiesa, dove i rossi mattoni sono sovrammessi a formare tessiture murarie perfettamente regolari, in cui il bianco della pietra delle gallerie che corrono lungo i fianchi, lungo l'imponente tribuna absidale della chiesa e si succedono a formare le torri del Tiburio, gioca un ruolo di raffinato contrappunto cromatico. Analogo sottile equilibrio tra sopravvivenze gotiche e temi rinascimentali è presente nella complessa decorazione in terracotta che corre lungo le arcate del chiostro piccolo. Sono i temi dell'arte costruttiva dei Solari, Giovanni e il figlio Buniforte. Al primo si deve l'ideazione della grandiosa struttura che alla metà del 400, abbandonato ormai il progetto elaborato alla fine del 300 da Bernardo da Venezia, Giacomo Campione e Giovannino de Grassi,
si venne lentamente erigendo in forme che coniugano suggestivamente moduli della tradizione romano-gotica lombarda con accenti ormai di Rinascimento. Nel chiostro piccolo, la porta marmorea dell'Amadeo, aperta a cadenze toscaneggianti, costituisce una delle sue prime opere in Certosa. Al grande scultore lombardo si attribuisce anche lo splendido lavabo in cotto, di cui il colore fiammeggiante fu forse originariamente ricoperto da una preziosa doratura. Dopo aver sostato qui, i certosini entravano, solo la domenica e in poche altre feste durante l'anno, nel grande refettorio con gli affreschi del Bergognone e l'ultima cena di Ottavio Semino per il pasto in comune ritmato dalla preghiera e dalla lettura sacra. La vita dei monaci si svolgeva nella solitudine delle 24 celle disposte sui lati del grande chiostro, dove di nuovo la splendida decorazione in terracotta, opera forse di Rinaldo de Stauris, al quale fornirono sicuramente i modelli i grandi scultori del cantiere, Cristoforo e Antonio Mantegazza e l'Amadeo soprattutto, e i capitelli pensili figurati svolgevano davanti agli occhi dei certosini, con la teoria dei santi, re, martiri, vescovi e di angeli rappresentati, esempi di edificazione e di meditazione. Meditazione, preghiera, studio scandivano le ore del certosino nella clausura della cella e del giardino, piccolo orto concluso dove ogni fiore, ogni pianta pare assumere valore simbolico, e nel silenzio l'affresco sotto il piccolo loggiato con l'immagine della Vergine rimanda a pensieri di pacata pietà. Oltre alla recinzione dei chiostri, operosi lavoravano i conversi nella cura dell'orto, dei campi e del mulino. Il grano accumulato nei magazzini veniva ingegnosamente dispensato da artistiche bocche di leone. E quando l'ultima stagione sopravveniva, per il monaco c'era, a ridosso del recinto dei chiostri, la sepoltura nel modesto cimitero con una semplice croce uguale a tutte le altre. Oggi, a custodire i tesori d'arte del complesso monumentale, dopo che le vicende della storia ne hanno allontanato i monaci di San Brunone, è una comunità di cistercensi che vi hanno creato un attivo laboratorio per il restauro del libro, in cui si opera con l'antica pazienza, ma secondo le più aggiornate tecniche e metodologie.
Il solenne spazio della chiesa abbaziale a 3 navate e 2 file di cappelle, concluso dalle agili volte, ormai compiute nel 1483, che in graduale movimento ascensionale si succedono dalle cappelle alle navate laterali, alla navata centrale e ai transetti, e da questi all'Alto Tiburio, secondo schemi forse non immemori del fascino dell'inquieta visione gotica che veniva allora affermandosi nel Duomo di Milano, appare a chi entra, varcata la porta sovrastata dalla lunetta con la drammatica pietà, che i tratti finissimi e insieme tormentati fanno ritenere del Mantegazza, quasi il monumentale contenitore di una straordinaria antologia dell'arte lombarda dal 400 a 700. Sopra l'altare, impreziosito dal seicentesco pagliotto dell'Orsolino e dalla pala del Cerano, nella conca absidale, dipinto da Ambrogio da Fossano detto il Bergognone, nelle mani di Gian Galeazzo in atto di offrirlo alla Vergine, il modellino della chiesa documenta forse il progetto originale dei solari. L'imponente complesso absidale cruciforme, formato dai bracci triabsidati del transetto e del coro, era stato probabilmente progettato per essere il mausoleo dei Visconti e degli Sforza. Ora nel transetto destro si erge il sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, il solo eseguito. Il classicismo meticoloso e algido dei rilievi del piano inferiore lo fanno attribuire allo scultore tosco-romano Gian Cristoforo Romano, mentre la più soave e colloquiale Madonna parrebbe opera del lombardo Benedetto Briosco. Le immagini dei signori, dipinte o scolpite, scandiscono fitte il percorso del visitatore. Severi, sulla porta che immette alla sagrestia del lavabo, sono allineati i rigidi profili delle donne Visconti Sforza in medaglioni marmorei minuziosi come cammei. L'eccellenza dell'arte dei maestri lombardi si rivela negli ambienti minori, nella raffinatezza ed eleganza dei particolari preziosi, nella tecnica sapiente dell'esecuzione. Nel vano del lavabo, nella luce che trascolora dalla vetrata quattrocentesca di Cristoforo de Motis, il pavimento in cotto, i bianchi marmi scolpiti dopo il 1488 da Alberto Maffioli da Carrara, con le eleganti figure che traducono in cadenze danzanti e un po' manierate spiriti amadeiani e padani, il bronzo lavorato delle cannelle della vasca, i medaglioni incisi in marmo nero a fingere il metallo delle medaglie, gli affreschi paiono partecipare della medesima perfezione esecutiva. Costantemente, ai più alti livelli di sapienza artistica e tecnica, si qualificano gli interventi dei maestri che qui operarono, succedendosi nei secoli. Così la decorazione ad affresco quattrocentesca, originariamente estesa a tutta la chiesa e ora conservata nella sua interezza solo nel transetto, opera di un'equipe di pittori sicuramente guidata dal Bergognone, sottolinea le membrature della struttura architettonica, ne chiarisce la concatenazione degli spazi, graduandone e arricchendone i passaggi in una fitta trama di elementi architettonici dipinti in cui sono inseriti numerosi episodi figurativi di grande bellezza.
L'arte vetraria, ad opera dei fratelli Cristoforo e Jacopo de Motis, Antonio da Pandino, Nicolò da Varallo, vi ha espressioni notevolissime. Dappertutto alla grande pittura si accosta la grande scultura. Nel transetto non manca di colpire il visitatore il celebre sarcofago di Ludovico il Moro e Beatrice d'Este, opera di Cristoforo Solari. Nel grande coro in cui l'opera dei maestri del Cinquecento e del Seicento si accosta con naturalezza ai precedenti interventi tardo-quattrocenteschi, è stupefacente la ricchezza di materiali e la varietà e insieme l'accordo degli stili. Et in terra passam venius bone voluntas, Dalle splendide tarsie del coro ligneo, eseguite sul finire del Quattrocento, forse su disegni del Bergognone, e dalle quali, entro prospettive architettoniche di sapore bramantesco, si affacciano santi degni delle tavole dipinte dei grandi politici lombardi, lo sguardo corre agli affreschi seicenteschi di Daniele Crespi. Preziosi intarsi marmorei dalla brillante cromia, tradizionalmente riferiti alla famiglia Sacchi, variamente decorano tutto il presbiterio. Ad Ambrogio Volpi, negli ultimi decenni del Cinquecento, a Dionigi Bussola, a Carlo Simonetta e a Giuseppe Rosnati, circa un secolo dopo, si devono i rilievi del sontuoso arredo marmoreo. Opera del Tamagnino, di Biagio Vairone, Stefano e Battista da Sesto, del secondo decennio del Cinquecento, sono le bellissime sculture dei due sacrari ai lati dell'altar maggiore, cui si unisce, in quello a destra, la seicentesca Madonna attribuita all'Orsolino. Stupefacente appare la gran macchina liturgica dell'altar maggiore, impreziosito dal pagliotto cinquecentesco fiancheggiato da festosi putti barocchi con le stole gemmate.
Al di sopra si eleva in forma di tempietto il ricchissimo tabernacolo, opera della fine del Cinquecento di Ambrogio Volpi, con i rilievi bronzei di Giovan Francesco Brambilla. E l'occhio par quasi perdersi nella profusione delle forme e delle materie preziose. Dal transetto 2 ingressi, di cui le lunette dipinte con la Madonna del tappeto di serena dolcezza e con la raffigurazione del Lecce Homo di controllato pathos paiono quasi rappresentare episodi paradigmatici dell'arte del Bergognone, immettono alle cappelle, e alla visita sembra invitarci il Certosino dipinto con naturalezza illusiva. E qui, nelle cappelle, si affollano le opere d'arte, disposte quasi a comporsi in una stupefacente storia della cultura figurativa in Lombardia. Vetrate quattrocentesche dai colori preziosi. Sacrari eseguiti nella grande stagione di Mantegazza e dell'Amadeo. Splendidi pagliotti marmorei, scolpiti o intarsiati con marmi policromi e pietre dure, a formare con libera fantasia affascinanti composizioni. E dappertutto il naturalismo affettuoso ma estremamente penetrante della realtà delle cose, nella resa della luce e della sostanza materica della pittura del Bergognone, gli affreschi e le pale e i frammenti che completano il polittico di Macrino, dove sui fondamenti foppeschi e sulle inflessioni fiamminghe si elaborano imponenti soluzioni di ordine monumentale. Insieme si trova la via per la rappresentazione di un mondo consueto e domestico, di una religiosità sublime e al tempo stesso affettuosa, pacata come la luce che si diffonde nelle navate. Familiare come il saluto del Certosino che, affacciato alla parete della navata, dall'illusiva finestra, congeda il visitatore.